L'antifonario appartiene a una serie di 7 corali del secolo XIV, provenienti probabilmente dalla comunità domenicana di Penne. Il codice manoscritto è composto da 150 carte di formato in folio e il formato ne suggerisce l'uso comunitario durante la liturgia delle ore. La sua particolarità principale è quella di avere al suo interno frammenti provenienti da altri codici e usati nel secolo XVIII per risarcire le parti rovinate o assenti delle carte. Il codice è conservato presso il fondo antico della Biblioteca diocesana Carlo Maria Martini a Pescara. L'antifonario è un libro liturgico per la liturgia corale. Contiene le antifone, ovvero i versetti in canto che precedono i salmi nella liturgia delle ore. La caratteristica del libro è quella di presentare una notazione musicale scritta con i neumi, segni grafici utilizzati nel Medioevo per indicare una o più note, ascendenti o discendenti, da eseguire su una stessa sillaba del canto.